Parcheggio di Piazza Duomo. Gli stalli riservati ai disabili sono stati concentrati davanti all'ex tribunale. In piazza sono rimasti un apparente carico e scarico, occupato in realtà da 2 piante, e un posto riservato alle forze di polizia, generalmente occupato a quanto pare da un'auto senza simboli. La signora Fiorella, pensionata di Silea, ci ha chiamato per chiedere al comune di intervenire. Chiede che venga ripristinato lo stallo destinato ai disabili a ridosso dell'area pedonale davanti alla libreria Edizioni Paoline, favorendo gli automobilisti con problemi di deambulazione che così non dovrebbero attraversare la strada. Cammino talmente piano che per andare dalle Paoline, che mi era comodissimo, che era lì davanti, ai nuovi parcheggi, ci metto mezz'ora solo a attraversare la strada. Fiorella si reca spesso alla libreria del Duomo, è quella quasi quotidianamente la sua destinazione. Dopo l'ictus non posso fare niente delle cose che mi piaceva fare, mi è rimasta solo la lettura, che poi magari lì potevo andare anche al Duomo, altre cose, ma ormai basta. La mancanza del parcheggio ai piedi della scalinata ha cambiato la vita di Fiorella. Vengo meno, al limite mando qualcun altro, oppure devo essere assolutamente accompagnata, perché per fare quel tragitto che devo fare a piedi dal parcheggio dall'altra parte della piazza, da sola rischio di cadere. Da qui dunque l'appello all'amministrazione comunale. Che ripristinassero almeno un parcheggio, il parcheggio che c'era davanti alle palline, e ne togliessero magari un altro dall'altra parte della piazza.